Sì, mi ha andato, grazie. Ma io dico solo una cosa, un anno fa abbiamo fatto un'alleanza, non tutti ci credevano, sembrava innaturale perché il momento politico era tale per cui ognuno doveva andare per conto suo e la lungimiranza dei dirigenti della Lega, Maroni compreso, con qualche dubbio, l'ha detto pubblicamente quindi non è una cosa, abbiamo fatto questa alleanza, abbiamo vinto a Gorizia, abbiamo vinto alla Grande, l'unica città del nord, no, di tutta l'Italia nella quale abbiamo vinto al primo turno, e questo grazie alla presenza della Lega. Questo è stato di auspicio perché in questa tornata elettorale, grazie a questa alleanza che è stata rinnovata anche in questa occasione, Bobo Maroni è diventato presidente della Lombardia, della più importante regione italiana, e ha costituito insieme che ha costituito insieme al Veneto, al Friuli Venezia Giulia e al Piemonte quella che è una macro regione dell'arco alpino, chiamiamola come vogliamo, della Padania, i termini si possono sprecare, però è una realtà economica, con chiunque voglia governare l'Italia deve fare i conti, e questo, scusate, è una piccola rivendico che da Gorizia è partita questa scintilla che ci ha consentito, quindi grazie di essere tornato, grazie per la decisione di allora, grazie per la decisione di oggi e grazie di essere tornato a Gorizia. Io non sono scaramantico e quindi sono tornato qui dove abbiamo vinto perché voglio portare fortuna ancora. I cittadini che andranno al voto mi auguro che vogliano condividere queste nostre idee, questo nostro progetto. È quello che hanno fatto i cittadini in Lombardia un mese fa circa, un mese e mezzo fa siamo andati al voto per le elezioni politiche che hanno dato il risultato che sappiamo, e in Lombardia dove c'è stato un risultato diverso rispetto alle elezioni politiche, dove noi abbiamo vinto, dove i grillini hanno preso poco, hanno perso, dove abbiamo battuto la sinistra nonostante i sondaggi degli ultimi giorni facessero pensare il contrario. Perché abbiamo vinto? Primo perché c'era un ottimo candidato, il sottoscritto. E questo ce l'abbiamo anche in Friuli Venezia Giulia. Secondo perché avevamo tante buone idee, come dicevo all'inizio, un progetto forte che è quello della macroregione, anche sul piano economico e finanziario, perché vuol dire una rivoluzione fiscale, poterci tenere i nostri soldi, e terzo perché siamo riusciti a far capire ai cittadini e agli elettori che quello che era successo di brutto in regione e che aveva determinato la crisi della regione, noi eravamo in grado di porre fine a questo e di cambiare. Che cosa era successo? Era successa una cosa che è successa anche qua, cioè uno scandalo legato ai rimborsi elettorali, ai rimborsi ai consiglieri regionali, ma era una cosa ancora più grave lì. Un assessore della giunta Formigoni era stato arrestato per concorso esterno in un'associazione mafiosa, e per quello che è caduta la giunta, che noi abbiamo fatto cadere la giunta, perché io da segretario della Lega e da ex ministro dell'interno non potevo sopportare di far parte di una maggioranza con un assessore arrestato per mafia. Io alla mafia gli ho fatto un mazzo così quando ero ministro dell'interno. Con questo voglio dire che siamo partiti lì da un rapporto molto conflittuale con il PDL che abbiamo recuperato. Io ho recuperato, ci è voluto del coraggio, perché fare l'accordo a gennaio di quest'anno, dopo tutto quello che era successo,
dopo tutti i casini, dopo il PDL che aveva governato con Monti, eccetera, 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 non è stato facile. Se avessi dovuto dare ascolto ai militanti della Lega non l'avrei fatto, però la conseguenza sarebbe stata che avremmo perso in Lombardia e quindi avremmo mandato al governo della Lombardia la sinistra e il progetto di macro regione l'avremmo buttato nel cesto dei rifiuti. Ho preso questa decisione consapevole del rischio, di quanto era rischioso per me in primo luogo candidarmi alla regione, perché se perdevo dovevo cambiare mestiere, ma io ero sicuro di vincere, perché uno che si chiama come me non può perdere, no? Scusate, ma soprattutto perché avevo un grande sostegno poi da parte della Lega e avevamo le idee giuste. Questo ha convinto gli elettori lombardi e questo deve convincere anche gli elettori qui, Friuli Venezia Giulia. La macro regione prima di tutto che cos'è? È una rivoluzione, è il futuro. La macro regione non è solo le regioni del nord che si uniscono per aumentare la loro forza contrattuale, è anche questo. Se Gorizia ha un problema e deve il sindaco andare a Roma a cercare di trattare, magari ce la fa anche, però è difficile, è complicato. Ma se dietro di lui c'è non solo la regione Friuli Venezia Giulia, ma tutte le regioni del nord, la cosa è fatta, si fa, l'unione fa la forza. Questo è il primo punto della macro regione. Si chiama solidarietà territoriale, è una dimensione che solo noi abbiamo, nessun altro l'ha sviluppata come noi. Solidarietà territoriale. Se tu hai bisogno io ti aiuto, ti do una mano. Se devi lottare con Tizio, Caio, Sempronio, con il governo, con Bruxelles, io sono qui. Non è affar mio, che vantaggio ne ho io da Milano, che vantaggio ne ho io governatore? Ho il vantaggio perché quando tocca a me la solidarietà sarà anche a mio sostegno. Ma non è solo questo, e già questo sarebbe sufficiente per dire la macro regione è una buona cosa. Non state ad ascoltare chi dice ma il Friuli Venezia Giulia nella macro regione sarà una Cenerentola. Chi dice queste cose non sa bene di che cosa parla, non sa che cosa vuol dire federalismo, principio di sussidiarietà. Noi lo sappiamo bene, Vuol dire una cosa molto semplice, che tutti contano per quello che sono, non per la dimensione che hanno, non per l'importanza che hanno sul piano economico, sul piano dei numeri. Ciascuno, chiunque fa parte della macro regione, ha piena e totale dignità di esserci. Ma dicevo è anche la rivoluzione, perché noi guardiamo al futuro, all'Europa. Questa Europa degli Stati non ci sta più bene, non funziona, non è in grado di risolvere la crisi economica, non è in grado di aumentare l'occupazione, non è in grado di trovare un futuro, di garantire un futuro per l'Europa che vogliamo sostituire con qualcos'altro. Quando si accusa la Lega di essere contro l'Europa, si dice un'altra, uso un termine tecnico, stronzata, perché non è così. Noi non siamo contro l'Europa, non vogliamo prendere il nord e metterlo in mezzo all'Oceano Atlantico. Noi vogliamo un'Europa nuova e diversa. Non siamo contro l'Europa, siamo per una nuova Europa che si chiama Europa delle regioni, Europa dei popoli, non Europa dei banchieri, dei massoni, dei Monti e dei suoi amici. È l'Europa della libertà, della democrazia, è l'Europa federale. E la macro regione è il primo tassello di questo nuovo mosaico. Noi stiamo scrivendo il futuro, di questo dobbiamo essere consapevoli e anche orgogliosi e dire a quelli che ci criticano, cari amici, voi siete rimasti al secolo scorso, pensate una cosa che non c'è più, noi siamo i veri rivoluzionari. Con queste parole, con questi progetti, con queste idee, io in Lombardia ho battuto il grillismo, che ha avuto in Lombardia un risultato molto inferiore rispetto a quello nazionale. Perché?
Perché? Perché quando si parla alla gente, si spiega qual è il tuo progetto e si dice così noi possiamo risolvere i tuoi problemi, li convinci. Devi avere persone in gamba, devi avere persone oneste e devi avere queste idee. Io sono convinto che questo stesso messaggio qui sarà vincente. Stravolgere tutto, il rinnovamento va bene, il rinnovamento è quello che fa crescere i giovani, è quello che fa mantenere la vita di un'idea, di un ideale, quello della Lega, e siamo pronti quindi a questa nuova sfida. Io sono certo che con Renzo Tondo di nuovo in sella questo grande progetto di macroregione riuscirà a realizzarsi. Il Friuli Venezia Giulia per noi è strategico, non posso pensare a una macroregione senza il Friuli Venezia Giulia. La funzione è fondamentale per due motivi. Primo, perché è la porta verso gli altri paesi, da qui si passa per andare nel resto d'Europa. E poi perché per noi rappresenta anche un modello. Qualcuno dice, ma nella macroregione che cosa succederà alla specialità del Friuli Venezia Giulia? Io voglio che questo modello di specialità non solo venga mantenuto e rafforzato, ma venga esteso anche alle altre regioni, alla mia regione. Ma voi volete tenervi il 75%? Non è vero, almeno il 75%, e quindi siete egoisti, razzisti, perché il Sud... Oh bella, io dico, ma noi siamo forse al contrario un po' troppo modesti nelle nostre pretese, nelle nostre richieste, perché se io dovessi guardare quello che c'è nelle altre regioni, prenderei ad esempio la Sicilia, il cui statuto di autonomia dice che in Sicilia rimane non il 75% ma il 100% delle tasse. E perché in Sicilia sì e qui no? Perché là possono farlo in teoria e qui no? Poi là non l'hanno fatto, hanno rinunciato e hanno commesso un errore tragico, perché hanno rinunciato all'autonomia, a far valere i principi dell'autonomia e del federalismo in cambio dell'assistenzialismo romano. È un errore tragico. Rinunciare ai propri ideali, alla propria forza, alla lotta, al territorio in cambio di che cosa? Della miseria, perché questo è stato trasferito da Roma. Ha alimentato la criminalità organizzata. Quando fai gli appalti pubblici e dai i soldi che non sono tuoi ma sono di qualcun altro, lì la criminalità si infila, perché non c'è la responsabilità di chi gestisce i soldi, non controlla, ma chi me lo fa fare, chi se ne frega, tanto paga qualcun altro. Questo è avvenuto in Sicilia e noi certamente non vogliamo prendere questo sistema. Ma il principio sì, il principio che è nell'ordinamento costituzionale italiano, che una regione possa tenersi il 100% delle tasse pagate lì, c'è, non c'è bisogno di cambiare la Costituzione, c'è, e noi vogliamo applicarlo qua. Almeno il 75% vuol dire, questo è il volantino che è stato distribuito a Trieste, per Trieste, solo per la città di Trieste 200 milioni di euro in più. Per tutto il Friuli 1 miliardo. Per il Friuli, Venezia Giulia 1 miliardo. Per la Lombardia 16 miliardi. Se parliamo del 75%, se alziamo poi, capite che potremmo affrontare e risolvere un po' di problemini, o no? Avendo un po' di... E io dico, perché no? Sono soldi nostri, non è che li chiediamo a qualcun altro, sono soldi nostri. Io sento il diritto, ma anche il dovere morale nei confronti dei miei figli, di garantire loro un futuro. Io ho 3 figli, 2 studiano e una ha trovato lavoro temporaneo, precario in una scuola, ma io voglio garantire loro un futuro, e siccome i soldi ce li abbiamo, le risorse ce le abbiamo, se servissero per aiutare chi sta peggio va bene, ma lo sappiamo dove finiscono i nostri soldi, no? Negli sprechi,
nelle strutture che non servono a niente, nei costi della sanità che sono il doppio o il triplo di quelli che abbiamo noi per fare le stesse cose. Ecco, questo sistema deve finire. E io penso, sono sicuro che con la macro regione, la grande regione del nord avrà una forza tale che sarà in grado di interrompere questo processo che porta che aggrava la crisi e porta ad una progressiva povertà del nord, senza peraltro sviluppare l'economia vera al sud. Questo è il problema. Se servissero i nostri soldi, noi siamo pronti ad aiutare, noi siamo solidali, noi siamo pronti, io lo dico anche come governatore della Lombardia, a fare un accordo con le regioni del sud sulla base di progetti veri di investimento che fanno crescere l'economia al sud, che diminuiscono la povertà e che combattono la mafia. Ma voglio vedere nero su bianco che cosa è. Poi i soldi te li do, ma dare i soldi così, aprire il portafoglio e dire prendi e fai quello che vuoi, basta. Ci abbiamo provato come Lega in tutti questi anni a cambiare il sistema, con 1000 difficoltà. La legge sul federalismo fiscale che abbiamo provato è un'ottima legge perché contiene un principio, anche quello rivoluzionario, il costo standard. Se una radiografia qui costa 10 e in un'altra città, dico in ordine alfabetico, prima Agrigento, costa 100, perché qui deve costare 10 e la 100 e paghiamo noi la differenza? Vogliono, non sono capaci di abbassare i costi, vogliono farla pagare 100, bene, la facciano pagare ai loro cittadini, non a noi. Il principio che abbiamo messo nella legge sul federalismo fiscale dice lo Stato non rimborsa più 10 e 100, facciamo la media, 55. Chi spende meglio e paga di meno i fornitori ne avrà un vantaggio, chi paga di più e spende male o abbassa i costi o la differenza la chiede ai suoi cittadini, i quali magari si incazzano anche a vedere che da un'altra parte si paga meno. Questo principio è già legge, ma il governo Monti l'ha rinviato. Ma nonostante tutte queste buone cose, la situazione è ancora così, dobbiamo migliorare. E questa nuova fase, questa nuova idea, questo nuovo progetto, questa nuova strada va esattamente in questa direzione. I cambiamenti si ottengono con le buone idee ma anche con la forza della democrazia, non con la forza come violenza. Vincere le elezioni e costituire la macro regione vuol dire darci la forza della democrazia per cambiare veramente questo sistema, a vantaggio nostro, è giusto, perché i soldi sono nostri, e anche a vantaggio di chi sarà chiamato ad avere la responsabilità e non solo a ricevere i quattrini degli altri. Io sono molto ottimista, la vittoria che abbiamo avuto in Lombardia contro tutte le previsioni mi fa pensare che non ci vuole molto, basta parlare, basta spiegare, basta far capire che qui ci sono persone serie, persone oneste, che hanno la passione del fare politica, che hanno le idee e hanno un progetto. Di là c'è chi vuole scassare tutto, c'è chi vuole tornare indietro, c'è chi vuole peggiorare le cose, dicendo falsità, cavalcando l'antipolitica, cavalcando gli umori del momento. Ma qui c'è il futuro, qui c'è la democrazia, qui c'è il buon governo e il buon governo si chiama innanzitutto Lega Nord. Quindi